da lì, bellissimo. Rieccoci, Primus Inter Pares, appuntamento del mercoledì, gruppo TV7, come di consueto vi ricordo siamo in diretta anche sulla pagina Facebook. Francesco dalla redazione, novità, domande? Allora Giorgio, ci stanno arrivando tantissimi messaggi, vi ricordo anche voi telespettatori, voi tifosi, ce li potete mandare al 366-229-1811. A livello di calcio giocato vi dico che siamo quasi alla fine del primo tempo delle ultime due partite dei gironi degli europei, con il Portogallo che sta vincendo 1-0 sulla Francia e al 38esimo del primo tempo sarebbe qualificato come prima. Risultato assolutamente a sorpresa invece in Germania, dove l'Ungheria sta vincendo 1-0 e finisse così la Germania sarebbe eliminata come ultima classificata del girone. Invece ci sono arrivati tanti messaggi, Giorgio, vi dicevo, da parte dei tifosi. Ne sottolineo uno, anzi un paio, con diversi tifosi, devo dire la verità, e rivolgo poi le domande dei telespettatori a mister Mandorlini. Già 2 o 3 persone hanno riscontrato come forse nelle ultime partite lo spogliatoio fosse un po' sfilacciato, dicono i giocatori si mandavano a quel paese in campo. Un altro tifoso invece, in riferimento mister alla partita di Alessandria, le chiede come mai negli ultimi 20 minuti del secondo tempo non se l'è giocata in maniera un po' più spregiudicata e ha fatto i cambi solo alla fine. Bene, allora, le risposte ai due, poi c'è Mario Riccardo, poi Andrea Miola, poi tutti voi. La prima che si mandavano non lo so. L'ha dichiarato, mi sembra, Rubin dell'Alessandria. Rubin l'intelligenza non è ancora nata nella sua testa. Cioè, Rubin la prima cosa che ha detto, grazie ai cambi di Mandolini, lui è stato 6 mesi a Verona, non ha fatto mai un secondo, quindi dopo ci sono delle cose che partono da lontano, cioè, dare peso a dei giocatori che dicono delle cose per creare. Io non ho mai visto, non l'ho mai sentito, e poi sinceramente se uno dice una parola, sono stato tanti anni, in un momento importante ci può stare. Io questa cosa così sinceramente eclatante come dicono, come ha detto lo stesso Rubin, non l'ho vista e quindi non ci credo e non esiste. Per quanto riguarda l'altra, i cambi, quello che ho detto prima, che mi chiedevate, allora, il primo che ha chiesto il cambio è stato Jelenic, che aveva i crampi e non ce la faceva più, quindi abbiamo dovuto mettere Di Fulco, che era una punta esterna. Il secondo cambio mi sembra Saber, se non sbaglio, sì. Vabbè, comunque Saber uguale ancora i crampi, abbiamo dato Matteo dopo 5 minuti si è fatto male. Chirico abbiamo continuato a giocare con i 3 attaccanti, quindi Chirico, Fulco e una punta, poi abbiamo cambiato Paponi, ci siamo messi a 2 perché anche Chirico era stanco, anche lui non ce n'aveva più, e ci siamo preparati per giocare 3-5-2 come avevamo fatto all'andata. Io l'unico che ci penso alla notte, quando magari si è fatto male Emil, volevo fare il cambio di mettere un attaccante, ma avevo anche Matteo che era infortunato, quindi praticamente saremmo rimasti con un centrocampista solo negli ultimi 7-8 minuti. Si poteva essere, forse quella che mi recrimino, che magari avrei potuto fare un cambio offensivo invece di mettere un altro centrocampista che poi è entrato Vasi e mantenere un equilibrio generale. Ecco, quella è la cosa che forse, se ritornassi indietro, rischierei qualcosa. Allora, su quella partita lì poi un'osservazione, Andrea. I 3 che non avevano giocato la partita prima perché sono stati squalificati, intendo soprattutto Saber e Chiricò, che pensavamo risolvessero un po' i problemi del Padova, in quella partita era un po' deluso. No. Io credo che fatto, però vedi, anche non giocare una partita, però a livello nervoso forse hanno speso più degli altri. Ronaldo secondo me ha fatto una partita... No, parlo Saber e Chiricò. Ma no, anche Mino forse, sai, l'ha marcata a uomo tutta la partita, hanno cambiato l'esterno, l'ha messo dall'altra parte, gli hanno fatto proprio una marcatura a uomo. Forse non è stato il Chiricò che ci aspettavamo, che ha fatto benissimo, ma ci può stare una partita, è stato pericoloso 3-4 volte, e poi anche lui era arrivato alla fine. Ci stavamo preparando per metterci a 3, e quindi era da scegliere un po' il centrale di destra o di sinistra. Ecco, io credo che poi avevamo anche Germano che era claudicante, quindi aveva un problema anche lui. Ho pensato di mettermi coi 2 mancini dall'altra parte, sia Gasbarro e Curcio, che avesse spinto un po' di più, ecco. Però anch'io in quel cambio lì di Emir che è uscito, per un attimo ho pensato mettiamo un altro attaccante, restiamo con un centrocampista solo che era Ronaldo, che anche lui era abbastanza, però avevo Ronaldo così, Germano che era claudicante, Matteo che era infortunato. Purtroppo siamo arrivati agli ultimi 5-6 minuti. Che era così. Mario Riccardo poi... Scusami, no, visto che stiamo parlando di questo, proprio per questo a un certo punto hai anche pensato, che ci può stare,
non prendiamo gol, giochiamoci ai rigori, perché poi subentra anche quella paura, oppure volevate vincere? No, io sinceramente quando avevamo sbagliato tanto di poi, insomma, una partita può sempre cambiare in qualsiasi momento, e forse però Nicastro c'era, ma era così. E la settimana prima lo stesso Cissé, insomma, non è entrato, non ci vedeva, insomma, abbiamo avuto qualche problema, e per quello credo alla sfortuna in questo, che nei giocatori in cui credo che potevano darci qualcosa hanno avuto sempre qualche problemino, ecco. Però forse magari 5 minuti, buttarlo dentro così poteva magari, però di arrivare ai rigori sinceramente non pensavo. Poi chiaro, sta arrivando in fondo il secondo tempo, io ho 4-5 giocatori, chiaro che Mino poteva tirare, non c'era più, però poteva essere solo lui, ecco, poteva entrare, no, insomma, invece di mettere De Vasi forse Firenze, o forse un attaccante che poteva calciare rigore, però credo che col senno del poi, credo che la squadra meritasse di vincerla nella partita regolare. Mario Riccardo, Andrea Miola, allora, poi Stefano Aida che deve ancora intervenire sulla parte tecnica. I 5 rigoristi, no? Per cui alla fine hanno tirato tre difensori nei 5 rigori, fra cui appunto Sgasbarro. Erano già definiti prima o è stata una cosa... No, se tornassi indietro, se non me l'avete fatta, non farei mai calciare Sgasbarro. È troppo facile dirlo, no? No, a parte le battute avevamo calciato, però è difficile preparare i rigori il mercoledì, ne tiri qualcuno, poi con la partita, no, con ma voglio dire, tensione... cambio la domanda, tenuto conto degli 11 che erano in campo in quel momento, ma io 4-5 giri, che il quinto fosse Gasbarro, di solito il primo è importante, il primo e l'ultimo. Benissimo. Il primo è stato importante, che è stato Ronaldo, certo. Poi gli altri insomma li ho visti calciare spesso. Sinceramente quando Gasbarro camminava a andare là non avevo avuto questa certezza, non lo so, a dirlo adesso conta poco, però io sono così, dico quello che penso, però anche guardare le facce degli altri, pochi si erano presentati, quando Andrea ha detto no mister, io me la sento, era l'ultimo, il quinto, e poi si sarebbe andati a oltranza e non ci siamo arrivati. E archiviando, Alessandra, perché ormai è andata così, ripensando invece al campionato e prescindendo dalla questione di Trieste, quando è che secondo lei abbiamo, fra virgolette, perso la regular season? Persa? Persa nel senso che siamo arrivati, persa in quel senso, nel senso regolamentare. Alla 38esima, perché comunque loro dovevano giocare ancora con la Feralpi, è stata una partita molto strana. Vabbè, ma io intendevo... Io all'ultimo, ho sempre pensato di vincerlo anche all'ultima, comunque le cose che ci sono capitate a noi potevano capitare anche a loro, poi loro gli è andata bene con la Feralpi, gli ha dato un gol in netto fuorigioco, quindi sono stati in vantaggio, quindi le cose sono girate bene a loro e noi sicuramente no, però dirla adesso io ho pensato e ho creduto di vincerla anche alla 38esima, quindi non... No, ma io intendevo dire, come squadra è stata la sconfitta di Modena, la sconfitta di Matelica, qual è la partita che più... Abbiamo reagito tante volte, quindi credo che la sconfitta forse quella più dura è stata Modena, perché comunque si arrivava dopo le ultime 2 o 3 partite, quella è stata la più difficile da digerire, dopo Modena è stata, per come è venuta, la più difficile. Dopo Trieste secondo me la squadra era molto arrabbiata, cioè, è stato veramente un episodio proprio che non c'entrava niente col calcio, però siamo andati avanti, però come giustamente gli dicevo prima Giorgio, forse non eravamo neanche nel nostro momento migliore, poi l'abbiamo ritrovato e comunque nelle 6 partite dei playoff, a parte che 45 minuti, forse anche lì abbiamo anche un po' esagerato col turnover, però credo che poi ci poteva anche stare 45 minuti un po' fuori da ogni logica, però abbiamo fatto dei buoni playoff. Andrea Miola. Si parlava prima di Trieste e di Modena. È difficile, ribadisco, commentare, perché qui è questione di un'incollatura. Bastava un mezzo episodio dalla prima all'ultima giornata e staremo adesso a parlare dei programmi futuri in Serie B, quindi questa è la premessa. Però ci sono 2 dati statistici di questa stagione che mi hanno sorpreso. Il primo è che il Padova in trasferta con le prime 6 della classifica ha 5 vittorie, 4 pareggi, 2 pareggi. 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 2 pareg
ha fatto un punto col Südtirol e le altre le ha perse tutte, smentendosi invece in positivo ai playoff, dove ha vinto ad Avellino, dove ha vinto con Renate e ha quasi vinto, diciamo, ad Alessandria. L'altro dato che mi ha molto incuriosito è che delle 24 vittorie, che sono un record, 23 sono arrivate segnando per primi. Solo una col Mantova, la terza in campionato, ha vinto di rimonta. Quando gli avversari hanno segnato per primo, a parte Mantova, ha ottenuto 2 pareggi e 5 o 6 sconfitte, adesso non mi ricordo, con la Ferrari aveva segnato. Ecco, in chiave futura, questo può essere un limite caratteriale, una caratteristica di gioco, perché è un dato che si è ripetuto, non è un dato così lì, è abbastanza netto. Non posso parlare in chiave futura, non me lo posso permettere. Quale può essere il margine di miglioramento? In chiave presente, quello che è stato, certo. Ho proprio chiaro, proprio davanti tutte le partite, se posso, mi ricordo con la Feralpi, oppure anche a Perugia, quando abbiamo perso 3-0, prima di prendere il primo gol. Abbiamo preso 2 gol su palla ferma, una a Perugia e un altro mi sembra con la Vispesano in casa. C'è una squadra che prende 2 gol su 38 partite, pochissime su palle ferme. Abbiamo preso 2 gol su palla ferma, abbiamo preso un gol, il secondo gol col Perugia che avevamo la palla, abbiamo fatto 3-4 errori proprio di gestione, e il terzo su un calcio di rigore. Quindi abbiamo perso delle partite strane, non abbiamo mai perso, cioè forse proprio la partita nettamente è stata quella del ritorno a Modena. Fermo restando che dopo 3 minuti Chirico è andato vicinissimo al gol, tra l'altro. Però anche lì 1-0, comunque la partita è ancora in gioco, il 2-0 che secondo me è proprio un rigore inesistente, visto, rivisto 1 miliardo di volte, però siamo sempre a parlare di trovare, ma è così, purtroppo quel rigore lì ha cambiato il 2-0, è stato pesante, ci hanno annullato 2 gol di cui Ure era buono, quindi nel finale sicuramente ci avremmo messo del nostro, perché è indubbio. Senti Andrea, Ronaldo e Alfredson. Nelle ultime partite Alfredson, te l'ho anche detto, ha fatto delle prestazioni davvero incredibili, cosa che dal mio modesto punto di vista durante l'arco campionato i due, anche all'inizio poi li ha cambiati, ne ha fatto giocare una volta uno, una volta l'altro. Secondo te potevano coesistere, e per coesistere loro due assieme ci vogliono dei cursori che ci mettono l'anima o... Ma io ho sempre, dall'inizio che ho sempre battuto quel che ho lì anche col direttore, io credo che Ronaldo sia un giocatore fantastico. Io credo che, l'ho detto anche adesso, leggo un po', insomma, che è richiesto da squadre anche di Serie B, però è un giocatore secondo me che deve giocare un po' più avanti, un giocatore un po' più libero, deve essere un po' più libero di interpretare, di giocare con le qualità enormi che ha. Molte volte giocare davanti alla difesa ti impone almeno una percentuale alta, almeno 40-50%, devi essere un po' più difensivo, un po' più razionale nel gioco, meno istintivo, meno personale. E secondo me gli viene un po' a togliere quelle che sono invece le sue enormi, immense qualità, che sono tutto l'opposto. Poi può giocare lì, ha giocato lì, ha fatto bene anche lì, però io credo che Ronaldo 20 metri, 30 metri più avanti, ma se tu rimani, ha fatto dei gol che... Sì, ma se tu rimani, riproponi la coppiata Alfredson davanti alla difesa, non lo so, Ronaldo più avanti... io non la metterei così, non me lo posso permettere, non lo dico. Io credo che abbia fatto un periodo di stagione non bene, non stava bene, però in questi playoff è stato il giocatore migliore, perché certe partite ce le hai dentro, è abituato, è un giocatore che va piano, che non va forte, però ti dà dei tempi di gioco diversi che non te li danno gli altri giocatori vanno più forti, hanno una palla diversa come Ronaldo. Però Ronaldo io credo che da mezzala un po' più avanti è un giocatore devastante, anche in prospettiva, come pensavamo, della categoria superiore. Infatti vedo che insomma Frosinone e altre squadre lo cercano, perché è un giocatore con delle abilità enormi ed è cresciuto anche dal punto proprio vista di personalità, è meno egoista nel gioco, più altruista per gli altri. Qualche munizione avrebbe dovuto essere ancora egoista in quella situazione che l'ha data a Tommaso, no? Però è cresciuto molto, ma anche lo vedo anche nelle interviste come personalità. Io credo che è stato un anno importante per lui, come Della Latta, uno che faceva 4 mesi da difensore, 4 mesi da centrocampista, ha fatto 12-13 gol. Cioè io credo che l'allenatore sia stato importante per queste situazioni qua. Certo. E sono contento. Vengo Stefano alla pubblicità perché altrimenti la regia si arrabbia, poi vengo da Stefano Endler tra poco.